Si tagliano i tempi, si tagliano le attese, si taglia col passato. Le visite per l'invalidità civile escono dalla galassia delle aziende sanitarie ed entrano nel pianeta INPS. Cosa cambia? Cambia molto, se non tutto. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda potranno ricevere il beneficio economico derivato dall'invalidità. Quindi questa è la cosa più importante. Seconda cosa, un interlocutore unico che sarà l'INPS dal momento della presentazione della domanda al momento del ricevimento del beneficio. La novità inizia dall'ULSS 10 del Veneto orientale e da marzo verrà estesa anche alle aziende sanitarie 12, 14, 20, 21 e 22. La firma del protocollo operativo che trasferisce all'INPS le funzioni di accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti che riguardano l'invalidità civile significa innanzitutto visite più veloci. Gli esiti di tutti i procedimenti verranno poi trasmessi telematicamente all'ULSS, il cui carico di lavoro viene così razionalizzato, liberando risorse preziose da impiegare in settori più critici. Dunque, semplificazione burocratica, ma non solo. Tutte le richieste saranno gestite secondo criteri di economicità, imparzialità, pubblica trasparenza e innovazione. Una delle cose che stupirà probabilmente l'interlocutore è che già all'atto della domanda chi fa la domanda in telematico ottiene non solo la ricevuta della presentazione della domanda, ma ottiene già una proposta di data per la visita, una proposta di data che sarà entro 30 giorni dal momento in cui si sta facendo la domanda.